Devo dire che il risultato delle firme è davvero importante e significativo. Tra l'altro la raccolta firme è continuata anche durante questa settimana. In questo momento siamo a 34.000 firme, domani ci sono tanti altri gazebi, contiamo di superare le 55.000 già domani. Possiamo anche dire che la promozione anche pubblica di questi gazebo ha garantito ovviamente un accesso continuo. Solo ieri in 2 ore a San Giovanni Lupatotto abbiamo raccolto 270 firme, quindi numeri che non si vedevano dal 2019 e che danno un segnale molto chiaro anche a livello territoriale. Che segnale? Beh, un segnale che questo partito, il segnale che ci aspettavamo a dire il vero, cioè che questo partito è la casa naturale dei veneti, che riconoscono in questo movimento politico una classe dirigente adeguata e capace per affrontare le sfide delle elezioni amministrative regionali, ma che soprattutto rappresenta un partito di cui le persone si fidano. Il voto territoriale l'abbiamo dimostrato alle amministrative in tutte le province, anche qui a Treviso. Quando si votano le persone del territorio, la gente vuole fidarsi di queste persone e quindi sceglie una classe dirigente affinata negli anni, e qui abbiamo dimostrato in tutto il Veneto di averla, e questi risultati delle firme insomma non ne sono altro che la conferma. Ecco, quando aprirete ufficialmente il tavolo sul terzo mandato, la partita in Parlamento? Al terzo mandato ovviamente necessita di una convergenza politica di tutto il centrodestra. In questo momento noi l'abbiamo proposto più volte e non è ancora stato approvato. È chiaro che tutto è in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, che potrebbe aprire un eventuale spazio. In ogni caso noi siamo un partito che è pronto ad affrontare le sfide che abbiamo davanti con una classe dirigente nutrita e che è pronta ad affrontare le sfide del futuro. Questo è un compito che ogni partito deve avere. Siamo fatti di tantissimi amministratori, di tante persone che sono a disposizione di questo movimento, così come tutti i militanti sono a disposizione di questo movimento. Quindi non c'è solo Zaia? Beh, Zaia è il punto principale di questo movimento politico, non possiamo negarlo. Qui in Veneto ha un consenso importantissimo e credo che lui sia centrale nella dinamica del Veneto, da candidato qualora passasse il terzo mandato, ma anche da non candidato qualora non passasse il terzo mandato, perché insomma un'eredità di 15 anni con un consenso così alto sfido qualunque altro presidente nella storia della Repubblica Italiana ad averlo. Sarà comunque della partita delle elezioni Zaia, sia come candidato a governatore o anche come capolista? Beh, io sono assolutamente convinto che Zaia sia il protagonista del Veneto dei prossimi anni, che sia presidente o no. Quindi questo l'ho detto in tempi non sospetti, quando ancora all'inizio abbiamo dichiarato di voler andare da soli qualora il centrodestra non convergesse su una candidatura leghista. Se vi ricordate, insomma, l'ho detto un mese fa e continuo a pensarlo, continuerò a pensarlo, ma infatti sono convinto che mi daranno ragione. E rimane sempre questa convinzione, cioè che deve essere della Lega il candidato? Beh, noi oggi raccogliamo le firme per questo. Mi pare che i veneti stiano rispondendo in questo senso, ma insomma noi i segnali li recuperiamo qui in piazza, in mezzo alla gente, e credo che sia un segnale molto forte quello che stiamo raccogliendo in questi giorni, insomma. Una lista Zaia quanto può pesare? Ma non spetta a me decidere questo o comunque poterlo capire. Di sicuro peserebbe tanto e pesa tanto da un punto di vista elettorale, perché raccoglie un'eredità. Noi però siamo qui con i militanti della Lega, gli amministratori della Lega, perché il nostro movimento è la Lega e continuerà ad esserlo, e faremo un grande risultato alle elezioni regionali. Sulla partita dell'autonomia? Di ieri sostanzialmente, un incontro che ha avuto con gli altri vertici del centrodestra. Ieri c'è stato un incontro con il direttore Capezzone. Io tra l'altro sono arrivato dopo cena, quindi sono stato lì molto poco. È stato un incontro piacevole, ma ripeto, era un modo anche per incontrare tanti amministratori di quel territorio che tra l'altro si riuniscono periodicamente, insomma, quindi sono stato contento di essere lì. Non abbiamo parlato di altro. Sulla partita dell'autonomia cosa ci dice? A che punto siamo? Beh, innanzitutto registriamo un notevole passo in avanti dopo il fatto che la consulta ha dichiarato inammissibile il referendum, come ci aspettavamo. Questo agevola il percorso, perché non avremo una campagna referendaria da fare per spiegare ai veneti di non andare a votare. Adesso i veneti dovranno essere concentrati nel capire quali sono i vantaggi di questa autonomia. Tra l'altro voglio anche ricordare che nelle ore scorse
abbiamo portato avanti un progetto molto importante relativo all'autonomia autostradale ed infrastrutturale, di cui la stampa ha parlato in maniera abbastanza ampia, che permetterebbe a CAV, il nostro consorzio veneto pubblico, interamente pubblico, di poter gestire delle tratte autostradali in Veneto, ma soprattutto di poter reinvestire quegli utili nel perfezionamento, nel miglioramento della rete infrastrutturale del Veneto, nella realizzazione di nuove strade. Si tratta di 110 milioni all'anno che possono essere destinati per il Veneto, un grande pezzo di autonomia che abbiamo portato a casa con una sinergia tra Regione, Parlamento e Ministero delle Infrastrutture. Questo è stato utile, per questo è stato utile anche un emendamento che abbiamo approvato tra l'altro durante il governo giallo-rosso al decreto semplificazione, che ha permesso a CAV di poter diventare una concessionaria di questi tratti di strada, quindi è un risultato importante. Poi ci saranno le nuove materie di cui si sta già trattando al tavolo negoziale. Per quanto riguarda le materie non LEP, poi passeremo alle materie LEP. Tutto questo è monitorato anche dalla nostra bicamerale sull'attuazione del federalismo, che tratterà nei giorni prossimi anche di costi e fabbisogni standard. Sì, Stefano, però